me è stato chiesto di aprire questa giornata, questa chiacchierata da parte del RIA, e lo faccio molto volentieri in quella che è una veste che mi si addice solo sulla carta, nel senso che mi chiamo Francesco, che oggi ha riqualificato quest'area e che fa capo a una persona che in questo momento non è qua, ma che si era presa l'impegno di esserci, non so se riesce ad arrivare, che è il nostro presidente, il dottor Brunelli, che è il vero deus machina di tutto questo progetto di riqualificazione. Quindi con molta umiltà, ma non di circostanza, sono qua a fare le ore di casa. Lo faccio però con molto piacere, nel senso che è emozionante, lo dico in maniera schietta, nel senso che questa mattina, arrivando, al di là della conoscenza con persone con cui ormai è nato un rapporto di amicizia vera, mi riferisco a Stefano D'Amico e mi riferisco a Lorenzo, con cui abbiamo molto marginalmente collaborato nella predisposizione e alla realizzazione di questo libro, che è un'opera d'arte tra l'altro. Ma soprattutto vi dico, è un onore avervi qua, perché lasciatemelo dire, bentornati a casa. La storia che voi rappresentate nasce qua e noi, facendo tutt'altro mestiere, avendo una visione totalmente diversa, l'abbiamo ereditata perché quel genio di Brunelli, quando ne ha avuto l'opportunità, ha pensato che questo potesse essere una location adatta per fare quello che invece è il nostro mestiere, se vogliamo, molto meno nobile, perché, come dico sempre io, Alfa Romeo creava sogni, noi vendiamo scatolette, quindi ne passa un po'. Però c'è modo e modo per fare ognuno il suo mestiere. In bocca al lupo. Francesco, grazie anche delle parole, bentornati a casa, è molto significativo e non a caso qua mi ha fatto piacere vedere gli ultimi rappresentanti di quella che era l'Alfa Vera, dal capo del reparto esperienze, il mitico Espe. Quando si diceva Espe in Alfa Romeo c'era quasi timore reverenziale, era il segreto, chissà che cosa fanno quelli dell'Espe. Ingegner Lucchi, grazie di essere qua. L'ingegner Barzani, ho visto che ha disegnato la pista di Arese, che la Iper ci restituirà e restituirà non tanto alla passione ma all'utilizzo soprattutto, non dimentichiamo Alfa Romeo. Ma fa tanto piacere a me, egoisticamente, perché è una grande emozione. Io molti anni fa, no? Davvero tanti, sono venuto qui con due persone che non ci sono più, Lamberto Morini e il barone Franchetti, e mi hanno portato negli uffici dell'Alfa Romeo, e dove c'era un gruppo di persone affascinanti, in via Gattamelata, mi pare il 75, non mi ricordo come lo fosse, c'erano gli uffici di quello che era il registro italiano Alfa Romeo. A me sembrava un covo di maghi, di persone incredibili. Il segretario era un gran signore, Angelo Bordoni, che mi hanno portato poi in fondo a Viale Esperienze, quello che era il museo. E indovinate cosa stava mettendo a posto un certo Fusi, che voi conoscerete, colui che poi fece il museo, che il museo era inizialmente qua. Stava mettendo a posto quella macchina laggiù, quell'RL targa Florio, vera, le due del museo sono delle ricostruzioni repliche, quella è l'unica vera esistente, che era del Conte Lurani, grande amico di Fiat, e Fiat giornalista, e Fiat, per fargli un piacere, Alfa Romeo stava rimettendo a posto per lui. È credibile, queste macchine sono tornate qua dove sono state create, concepite, ideate, dove hanno vinto. E fa piacere e commuovere. Era una zona deserta. I francesi hanno costruito uno stabilimento, la Darraca, che faceva 14, è fallita subito, ma c'erano delle manovalanze eccezionali dentro, dei meccanici eccellenti, ed era un peccato disperdere queste capacità tutte italiane. E un certo Enzo Ferrari, che sosteneva che quelli del Portello sapevano fare i guanti alle mosche,
alimentò l'idea di ricostruire un'Alfa, di fare qualcosa e di portare soprattutto l'Alfa un domani sulle piste, ed ecco quello che è diventato. Qui ci sono stati sempre grandi uomini, il Portello è alimentato, è cresciuto ed è diventato leggenda con l'Alfa Romeo grazie ai grandi uomini, tra cui Prospero Gianferrari. Io non so se vi siete letti bene il libro, Lorenzo poi ve ne racconterà di più e il figlio Vincenzo forse qualcosa ancora in più, ma è stato un uomo eccezionale, eclettico, che è colui che ha creato il mito Alfa Romeo, perché ha portato le macchine nelle corse, ha coinvolto i grandi piloti, ha spinto l'Alfa a esserci ovunque, anche con mezzi inferiori, e a vincere. Gli uomini del Portello vincono. Iper non è un plagio, ma vince. Guardate la nemesi storica incredibile. Qui Gianferrari, vorrei che ne parlasse più il figlio, è stato veramente un grande. Tra l'altro ci sono pagine sconosciute di un Prospero Gianferrari che verranno fuori in seguito, sono emerse purtroppo al libro fatto dagli archivi del Ministero degli Interni, di rapporti con l'Inghilterra e con la Russia addirittura, in cui forse si sarebbero cambiate radicalmente le situazioni post-belliche. Ma forse il figliolo vi può dire di più, e poi vorrei far concludere a Lorenzo con qualcosa del dentro del Gianferrari. Buongiorno e grazie. Quando ho letto la pagina web in cui si parla del libro, ho letto di archivi impenetrabili e sono molto contento che questi siano stati violati, in quanto è stato per me una grande soddisfazione visto il risultato. Il libro veramente mi ha molto colpito. E quindi è stata proprio una gran soddisfazione per me, ovviamente, al di là della, posso dire in quanto figlio. Ma non voglio parlare del libro perché i libri vanno letti più che raccontati, ma vi voglio parlare di che cosa ho fatto, di che cosa mi è successo scrivendo questo libro. Mi è capitato più volte di affondare le mani e gli occhi negli archivi, nelle altre pubblicazioni, nella storia dell'Alfa Romeo in genere, e di personaggi che saltano fuori ce ne sono tanti, tantissimi, grandissimi, ma sono sempre un po' i soliti, e tra questi si legge sempre questa parentesi di questo Prospero Gianferrari che mandò a vincere una gara dicendo, assecondando il desiderio del governo di dovete dimenticare i morti lasciati sulla pista, andate, vi ordino di correre e di vincere. Ma poi insomma uno scrivendo i libri, facendo ricerca, volta pagina e pensa a che cosa ha fatto quella macchina in gara e finisce lì. Poi ci si ritrova ad affondare le mani in un altro archivio inaspettato, quasi di famiglia, e allora si scoprono delle altre cose. Approfondendo uno dice sì, no, però aspetta, questo Prospero Gianferrari non è che ha solamente recepito un telegramma e ha mandato a correre e vincere, è stato un po' l'artefice di tutto quello che c'è stato dietro, cioè il fatto che fossero lì, che si fosse deciso magari con mezzi inferiori, senza soldi e magari anche con qualche corrente contro, ma comunque di dire va bene, non abbiamo la macchina, non abbiamo le condizioni, ma troviamo il modo comunque di andare e fare del bene, magari arrangiandoci un po', magari un po' diremmo all'italiano. E pezzo dopo pezzo si scoprono tutte queste cose, questi legami, e quindi uno arriva alla fine di questa storia e dice ma il ruolo di Gianferrari non è stato quella pagina che magari tutti noi o molti di noi hanno fatto correre leggendo un altro libro sulla grande storia dell'Alfa Romeo, sulla grande storia d'Italia, è stato un ruolo determinante.